Ragazzi, amici di Mattoscacco, che dire, quest'uomo è una macchina. Parla chiaro l'immagine che vediamo qui sovraimpressione, 22-4 contro Caruana, che è uno dei giocatori più forti al mondo, 22-4. E la cosa più sconvolgente non è tanto questo risultato, che comunque è devastante perché è veramente fuori di testa, ma la cosa più sconvolgente è che quei 4 punti che ha fatto Caruana non sono state 4 vittorie, ma sono state la somma di 4 patte, di quindi 0,5 più 0,5 più 0,5, quindi Carlsen imbattuto in questa sfida. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello Speed Chess Championship, l'evento del 2022, dove ci sono tra i migliori giocatori più forti al mondo di scacchi che si sfidano in una serie di partite veloci. Andiamo a leggere qui su Format. Allora, ogni match prevede 3 segmenti, 90 minuti di partite blitz a 5+1, 60 minuti di partite blitz a 3+1 e 30 minuti di bullet a 1+1, con un discreto montepremi. L'evento principale è un montepremi di $100.000. Dopo ogni match una parte prefissata va al vincitore, mentre il resto viene diviso tra i due giocatori a seconda della percentuale di vittorie. Allora, dato che eravamo ai quarti di finale, a Carlsen è andato $3.000, più percentuale di vittorie, però Caruana non ha vinto, quindi sono andati praticamente $6.000 a Carlsen. Wow, non male giocare una serata, una serie di partite e guadagnare $6.000. Non deve essere malaccio. Andiamo, che ne dici di andare a vedere qualche partita? Perché è veramente, veramente, veramente interessante cercare di capire come sono andate queste partite. Allora, clicchiamo su, cerchiamo il buon Carlsen. Eccole qui le partite. Qui Carlsen Caruana 1-0, Caruana Carlsen 0-1, patta, 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 Caruana Carlsen 0-1, Carlsen Caruana 1-0, patta, Carlsen Caruana 1-0. Un mostro, ragazzi, un mostro. Cioè, Caruana non è che abbia troppi meno punti in meno di Carlsen. Carlsen ne ha 2859, Caruana 2766. Però, cioè, se voi provate a giocare contro un giocatore che ha 100 punti in meno di voi, non riuscirete mai ad ottenere un risultato del genere. Sì, ci sarà magari una superiorità, ma questa roba qui è fuori di testa. Penso che sia stato il risultato più sorprendente in un match di questo livello. Cioè, non è che stava giocando contro un gran maestro normale, che già essere gran maestro vuol dire che sei Dio sceso in terra. Ricordiamoci che Andrea Stella gioca bendato e vince. Non è che stai giocando contro un gran maestro normale. Secondo me questa roba è fuori di testa. Allora io direi guardiamoci qualche partita che magari può essere interessante. Qui Fabiano ha perso per il tempo, qui ha perso per il tempo, qui ha perso per il tempo perché quando vedo 0 sull'orologio ho paura che perdano per il tempo. Qui ha perso per il tempo, ma mi sa che non c'erano altre possibilità. Guardiamoci questa. Questa è stata una partita a 1 minuto più un secondo, quindi presumo che abbiano fatto aperture o che conoscono strabene o per cercare di sviare l'avversario. D6, cos'è? Difesa moderna, sì. Ok, fin qui tutto normale. E qui a fianco puoi vedere l'orologio, il tempo che segna. Attacco sul pedone, donna E2 al Rocco, donna C7 E5 subito per sfondare. E questi secondo me sono trucchetti interessanti perché magari il giocatore bullet c'ha già in mano, non so, alfiere G4, quindi in questo modo lo costringe a posare il pezzo che fa perdere qualche secondo, e quindi giocare a 1 minuto è diverso che giocare a 3 minuti, che è diverso che giocare a 5 minuti, quindi veramente bisogna essere esperti. Ok, per evitare presumo l'inchiodatura. Qui si vuole chiudere questo alfiere, si crea un buco per l'alfiere e ora Caruana si espande sull'ala di donna, torre a sostegno, attenzione agli attacchi di scoperta sulla donna, la donna si toglie preventivamente, sviluppo dei cavalli, ok, l'alfiere crede che qui sia meglio posizionato, la donna si toglie prima di ipotetiche attacchi, ma in effetti che occhio ragazzi, che occhio, cade B5, che occhio con così poco tempo.
In 2 secondi ha beccato subito l'errore di Caruana. Ora questa donna, che fine fa? Che fine fa da qui la donna, scusa? Cioè, ha perso la donna. Dove va la donna, scusa? Ah no, può andare sul pedone a 4 e dopo che gli arriva, non so, a cavallo qui? Scusa, se arrivava a cavallo qui, poteva andare in A5. A parte che c'ha tutta questa traversa qui per spostarsi. Ok, gli ha chiuso la traversa. L'obiettivo di Caruana è quello di chiudere la donna. Ok, attacco su donna, anche sull'alfiere, ma sulla donna è più importante. La donna si ritira, ok. Carsten è riuscito a mettere la donna in salvo. Fortissimo questo cavallo qui in terza traversa. Ok, sacrificio di qualità per togliere quel cavallo che era diventato potentissimo. Qui sembra che Caruana stia abbastanza dominando. Anche il motore d'accordo 2,48. Qui arriva lo scacco. Ok, attenzione a questa torre che non può più tornare indietro. Ridà la qualità. Attacco di matto su G2. Cavallo in E4. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok, si tolgono le possibilità di dare matto. Pedone gratis. Scacco. E qui dall'alfiere. Attenzione che questa mossa... Perché ha dato l'alfiere? Si poteva fare altro? Perché se dai l'alfiere, e mi chiedo perché non abbia fatto... Ah sì, perché c'è la donna sotto, che stupido. Sto chiedendo perché non ha fatto alfiere F6 per andare in H6 matto, ma va bene. Vabbè, poi c'è alfiere H6 e mi sa che è imparabile, no? E infatti donna B6... Aspetta. Donna B6 ultima spiaggia, ma dopo che togli il re... Queste cose sono imparabili. Sono imparabili perché, scusa, fammi capire perché sono ignorante. Donna di 8 cosa succede? Su donna di 8 cosa succede? Ah, perdi semplicemente perché c'ho la batteria. Esatto, perdi. Ok, giochi con una torre in meno, direi che va bene, questo è chiaro. Bene, bella questa vittoria, vediamoci un'altra, divertiamoci perché qui c'è veramente da divertirsi. Qui ha perso per il tempo, qui anche qui col nero. Vediamo questa partita. La ruotiamo? Ma sì, ruotiamola. Ruota scacchiera, vai. Ok, partita italiana. Ok, ora chissà se fa il fegatello. Niente fegatello. D5. D5, andava giocata qui, sì. Però sicuramente conoscerà benissimo anche il cavallo ai4, altrimenti non l'avrebbe mai giocata. Wow. Qui sono mosse di teoria che devi conoscere, altrimenti mai ti sogneresti di muovere 3 volte il cavallo in questo modo, incredibile. Ok, è incredibile anche questo fianchettino qui. Ok. E qui è la seconda volta che secondo me Carlsen soffre un po' in apertura. Ti ricordi anche la partita che abbiamo visto prima? Era un po' sofferta, però poi l'esperienza sul mediogioco sul finale si evince. Qui c'è un pedone momentaneamente in più per Carlsen. E ora questi attacchi sono brutti, Sono brutti questi attacchi. Devi essere un folle. Devi essere un folle a fare ste robe. Io penso che per un giocatore del suo calibro la qualità non valga nulla. Aspetta, fammi pensare. Se lui catturava l'alfiere, tu catturavi il cavallo, io catturavo l'alfiere, cosa c'è che non andava? Infatti per il motore la mossa migliore è alfiere per F8. C'è da dire che quando il campione del mondo è il più forte al mondo attualmente ti gioca una contromossa di questo tipo, tu pensi dove sta il trucchetto, e quindi secondo me Caruana comunque ha un pochettino di timore a giocare contro Carlsen, altrimenti avrebbe giocato questa che sembra molto logica perché poi ti rifai su alfiere 7 attaccando la donna. Invece sposta il cavallo, attacco un nuovo cavallo qui, sempre alfiere F8 è la migliore, alfiere F8 è stata fatta, cavallo. Ok, adesso c'è un po' di pressione su questi pedoni. Ok.
Ok, interessante. Ok, secondo me qui mi sono perso... Mi sono perso... Raga, quando è che... quando è che il nero è andato avanti di un pezzo? Mi sono perso qualcosa? Qui eravamo tre pezzi. Ah, ok, ok, no, no, ok, ho visto tre pezzi leggeri, ma in realtà il bianco ha la qualità. Ok, ok, ero convinto di essermi perso qualcosa. Ok, va bene, attenzione a pressione su questo punto. Bella. Ecco, è da notare come magari un giocatore del nostro livello, almeno del mio livello, penserebbe subito a portare maggiori difensori qui avendo un gioco passivo, non so, donna F8 mi viene in mente, no? E invece un giocatore del calibro di Carlsen cerca sempre di trovare le falle della posizione e questa è sicuramente interessante come mossa. Cavallo cattura, il nero si è ripreso la qualità e adesso entriamo in un finalone con un pedone in più e un pedone, anzi due pedoni passati. Interessante. E c'è anche da dire che il bianco ha due cavalli e due cavalli sono difficili da gestire. Torre in settima traversa, si scaccia la torre, si attiva il cavallo, ok, si tenta la rottura. Ora qui sicuramente il piano del nero è quello di spingere questo pedone a più non posso, sta cercando di supportare e ci riuscirà. Ok, qui si prende, attacca la donna, però arriva comunque ora la spinta, ok, non si può ancora fare. Non si può ancora fare. Cavallo. Ah, ora c'è il doppio, però c'è l'attacco sulla donna. Ok, contrattacco, la regola è contrattaccare, cattura, cattura, scacco. Tac. Ok, siamo in un finale dove sì, questo pedone è troppo, troppo, troppo più forte. Qui penso che si attiverà il re, no? Tipo il piano sarà una roba di questo tipo. Ok, cavallo, scusami, l'alfiere che serve a dominare questo cavallo. E dopo la cattura abbandona Caruana, poiché arriva ovviamente re C4 e, sì, e questo pedone andrà a promozione. Che legnate ragazzi, che legnate, io vedrei l'ultima, che legnate, mamma mia, mamma mia. Vediamo questa qui, 3 secondi, questa è finita per il tempo, qui hanno pattato, questa qui sembra un altro finale interessante, c'è una partita dove è finita con uno scacco matto interessante, eh? Una partita con uno scacco matto, vediamo un po'. Secondo me c'è. Qua, questa è quella di prima, dove è abbandonato. Questo è un altro finale interessante. Questa è quella con che c'aveva la regina in meno, folle, pazzo scatenato. E questa anche sembra interessante. Anche questa sembra interessante. Qui hanno giocato a 5 minuti, quindi un pochettino più ragionata. Carsten al lato dei bianchi. Nimzo indiana a 3. Ok. Ok. Qui tutta teoria. Alfiere F4 e 3. Cavallo. Attacco sull'alfiere. E c'è l'attacco anche sul cavallo. Attenzione. E qui come si gioca? Qui come lo salvi questo alfiere? Perché se giochi H3, H4 arriva questa. Come si salva questo alfiere? Devi metterlo qui. Però se lo metti qui ti arriva F6. Sono veramente curioso di come si salva questo alfiere. Ok, quel pazzo di Carlsen, che sicuramente conosceva questa linea, gioca alfiere di 3. Ancora una volta contrattacco. Voce del verbo contrattaccare. Io rimango stupito quando vedo queste cose. Scusate ragazzi, ma non le ho viste queste partite, non ho seguito l'evento, però quando ho letto questa notizia ho detto ok, devo assolutamente farci un video su un altro scacco, quindi sto vedendo queste partite per la prima volta insieme a voi e rimango sbalordito. H4 e mo? Ok, ti arriva F6. Oh, perché non è arrivato F6? Perché in caso di F6 cosa succedeva? Alfiere per, cattura, cattura e sulla cattura qui
Donna G6, ok, ti prendevi qualche pedoncino. D5 dice il motore, oppure la più mana, cavallo. Ok, sì, c'era questa mossa che sembrava far paura, però, madonna, madonna. Niente F6 quindi in partita. Niente F6. Alfiere F5 viene giocata. H3. Io ho sempre paura di questa, che non viene mai giocata dal nero. Ma che livelli, ragazzi, ma che livelli, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Questo cavallo è una spina nel fianco, eh. Se il bianco non riesce a togliere quel cavallo, come fa a giocare? Come fa a giocare il bianco? È strano che il nero, tra l'altro, non abbia ancora... Non lo so. Ok. Ok, ottima casa, interessante. Poi si cambia, penso, con questo cavallo. Ok, questa era una trappola. Era una trappola questo pedone, poiché adesso c'è F3. Pensavo subito questa, invece F3, il cavallo va via. Alfiere per G6. E donna che arriva qui. Mamma mia. Mamma mia, che visione, ragazzi. Che visione. Fuori di testa. Che visione. Cavallo... Cioè, ma tu puoi pensare a una roba di questo tipo? In quanti secondi? In 0 secondi. In 0 secondi. L'aveva già vista prima. 1 minuto e 34. No, invece no. Ci ha messo 20 secondi. Non ho detto nulla. Cioè lui si immaginava questa, poi con F3 avrebbe cacciato il cavallo e in questo modo c'era l'invasione della regina su G6. Che visione. Cioè non era impossibile da vedere, ma vale a vedere. Che visione. Scacco. E ora? Con cosa ti rifai qui? Con forse questa? Eh sì. Ok, così siamo messi quei materiali +1 per Carlsen. Ora c'è sotto la torre che mangia un altro pedone. Attenzione, questo pedone è inchiodato. Come ci si salva da questa situazione? Come ci si salva? Perché se si spinge ho paura che questo pedone diventi troppo forte. Cosa si inventa Carlsen? Cavallo. Penso che stia sempre progettando una sorta di contrattacco. Sì, se spinge c'è lo scacco. C'è l'attacco doppio. Contrattaccare sempre. Ok, spinta. Adesso però questo è un pedone passato davvero. Adesso avrei paura. Se fossi il bianco avrei paura. Forse cercherà un cambio di torri. No. E 5. Sì, torre di 5 è la seconda possibilità. E 5 dice che sia la migliore. Penso sia una gara a chi arriva prima. Però la differenza è che qui c'è il re nero che... Qui c'è la via libera, raga. Non so come fa il bianco a uscirsene da questa situazione. Il nero torna alla difesa. Il nero torna alla difesa. Torre C6, terza scelta del motore. Re in E6, torre in E8. Va bene. Un giorno capirò. Scusami. Ma se il nero qui se ne fregava, per dire, no? E faceva questa. Qui cosa si fa? E6, re in E7, torre G7... Eh sì, è un casino, che se veniva qui, madonna, qui c'era il matto, Ok, sì, ha fatto bene Caruana a tornare indietro con la torre. Supporto del pedone, attenzione a questo pedoncino. Carlsen non gliene frega niente. E ora? Ok, qui il bianco deve dimostrare che ha calcolato bene, o se no è fregato. Scacco. Il re si sposta. Scacco di torre, il re si sposta. E ora che si fa? Torre qui, troppo passiva secondo me torre qui. D'altronde devi muovere questa torre, ok? L'ha mossa davvero. Attenzione, qui che cosa si può fare? C'è qualche scacco nell'area, qualcosa? Ma come se la cava qui? Ah, c'è cavallo e 3. C'è cavallo e 3. Ok. Spinta il pedone, no? Torre di 7 è molto più precisa. È molto più precisa. Ok, si supporta il pedone.
Ok, giusto, giusto. Togliamo questo pedone che era una spina nel fianco e ora, dopo una serie di semplificazioni, penso che torre 2 vinca. Ok, o E7 o torre 2, E7 è meglio. E7 è meglio perché comunque la torre non può andare qui. Quindi la torre deve andare qui e arriva torre dietro, no? Ah, torre lì, giusto, 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 perché con torre qui lui comunque poteva andare dietro e con torre in D8 fine dei giochi. Mamma mia, che supremazia, che dominio, sempre, sempre. A volte in apertura Carlsen stava un pochettino peggio, magari dava un pedone, ma che supremazia, che visione ragazzi. Siamo a un altro livello. Pazzesco.